Buongiorno e ben trovati a TG Plus Focus. Oggi parliamo di spese per l'auto. Secondo la CGA Mestre la spesa per l'auto vola oltre i 200 miliardi di euro. Naturalmente sono numeri complessivi, ma in che modo l'utente finale si ritrova questi aumenti, come sono distribuiti e dove andremo a finire? Lo chiediamo a Giovanni Gomiero della CGA Mestre. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a voi. Proprio così, oltre 200 miliardi, torna a salire la spesa per la manutenzione e l'esercizio degli autoveicoli. Questo è dovuto sostanzialmente, per la prima voce, diciamo così, ai carburanti. Sappiamo che la conseguenza un po' del conflitto dell'Ucraina, la crisi energetica ha pesato fortemente, quindi su questa voce di spesa. La seconda voce di spesa è rappresentata dall'acquisto di veicoli nuovi, un dato un po' in contrasto se andiamo a vedere quello con le immatricolazioni, che è fortemente negativo. Nel 2022 c'è stata una diminuzione delle immatricolazioni del 10,7%, mentre è contrastante, diciamo così, questo dato, dovuto soprattutto all'aumento dei prezzi di listino delle auto nuove sostanzialmente. L'altra voce di spesa importante, che è al terzo posto, è la manutenzione e la riparazione dei mezzi. Sappiamo che abbiamo un parco auto circolante molto vetusto, molto vecchio, e di conseguenza le spese per la riparazione e manutenzione di questi veicoli sono continue. Altre voci di spese che troviamo in questa classifica: pedaggi autostradali, che hanno subito un aumento del 16%, e infine si passa a tasse automobilistiche, con una cifra di intorno ai 6 miliardi e 7. Ma è una famiglia che si ritrova ad avere tre, a volte anche quattro auto, è costretta a rinunciare a uno dei mezzi, probabilmente sarà costretta a rinunciare a uno dei mezzi andando avanti. Di conseguenza ci potrebbe essere una sorta di recessione automobilistica? Potrebbe esserci in effetti, perché è diventato davvero costoso mantenere i mezzi sostanzialmente. Questo fa un po' a contrasto con le difficoltà che ci sono anche ad utilizzare i mezzi pubblici. Sappiamo che non tutte le zone, soprattutto anche nel nostro Veneto, non sono servite, diciamo così, adeguatamente anche dai mezzi pubblici. Il nostro Veneto è molto diffusa, diciamo così, no, l'abitazione, eccetera, per Certo, cui non siamo un grande certo. centro, per cui Però mi dica, Gomiero, alla sì. fine di tutto il discorso, l'auto elettrica sarà in ritardo allucinante, perché se tutto costa, l'auto elettrica non costa poco, quindi arrivare al 2035, nel momento in cui smetteremo di produrre l'auto a combustione, mica tutti potranno comprarsi l'auto elettrica. Bisognerà rivederla un po' questa faccenda. Ma allora, intanto partiamo dalla considerazione che secondo me non si torna indietro, perché comunque le grosse case automobilistiche hanno fatto degli investimenti importanti, hanno cambiato le linee di produzione, per cui la vedo un po' difficile che si riesca a tornare indietro. Probabilmente, come tutte le nuove tecnologie che vengono messe sul mercato, all'inizio i prezzi sono molto elevati e poi si andrà via via scemando sostanzialmente, anche se l'utilità dell'auto elettrica ha senso, secondo me, nei grandi centri abitati per spostamenti molto brevi. Chi fa lavori Quindi, in cui c'è certo, bisogno di spostarsi per tanti certo, certo. chilometri, attualmente Ci- avrebbe qualche Quindi difficoltà, anche ecco. lei ci conferma che ci sarà questo e quello. Comunque, molto Sì, chiaro, grazie davvero a Giovanni Gomiero della CGA Mestre per le sue informazioni, al quale auguro buon lavoro e buona giornata. A presto. grazie a voi.